divertimento è il Moon in 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. In Valmarecchia il punto di ritrovo per pranzare e cenare si chiama Tanà. Tanà è ristorante pizzeria che offre tante varietà di prelibatezze, da quelle nostrane a quelle più tradizionali, dai primi piatti ai secondi, con la carne vera protagonista. Per chi volesse invece gustare una buona pizza può scegliere tra 50 varietà. Vasta scelta anche di birre, le migliori birre artigianali, speciali e classiche in bottiglia e alla spina. Tanà durante la stagione è anche piscina, isola per bambini e soprattutto lago per pesca. Che aspetti? Vieni a trovarci. Ci trovi in località Borgnano di Talamello. Info allo 0541 921231. Tanà, sfida la tua voglia di bontà. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradà. C'è un cuore che batte da oltre 20 anni in viale Regina Margherita a Miramare di Rimini. È il ristorante Pizzeria Franchi, dove la passione è al tuo servizio. Franchi offre qualità e prima scelta in un menù che varia attraverso la rivisitazione di piatti con l'intento di sorprendere il palato della clientela. Da primi piatti a base di carne e pesce a secondi creativi, con il pesce sempre protagonista. Infine la pizza made in Franchi con impasto fatto a mano con lenta lievitazione. La scoperta e la scelta delle migliori materie prime per continuare a stupire, perché al ristorante Pizzeria Franchi la luce della bontà non si spegne mai. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale, pulizie civili ed industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.
Buonasera Daniele Emanueli e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì sera con Guida ai Campionati. Siamo in diretta, sono le 20:17 per l'esattezza. Parleremo di un'importante comunicazione che si spera che possa arrivare durante questa diretta per quanto riguarda i tornei regionali, ma abbiamo già delle anticipazioni. Poi ovviamente dell'ultimo turno di Serie D, Girone D, e del prossimo che andremo a testare sul terreno da gioco con alcuni inviati per quanto riguarda appunto la domenica calcistica, con alcune sfide molto interessanti, il derby su tutto quello toscano. Ma andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Iniziamo alla mia destra, dove ritroviamo con piacere il direttore di Emilia Romagna Sport, Mirko Mariotti. Buonasera Mirko. Ciao, buonasera a tutti. Poi lui, un abbraccio forte, un mesetto che non ci vedevamo, lo ritroviamo qui in diretta con Guida ai Campionati. Saluto Guido Sani di solodilettanti.it. Ciao Guido. Ciao Daniele, ciao. Guido, hai notato cosa c'ha sulla destra Daniele? Hai notato cosa c'ha sulla destra Daniele? No, cosa c'ho? Beh, non vedi che c'ha... No, d'altra parte, non hai visto che c'è una maglia strana? Non lo so. C'è la maglia di Ibra. C'è la maglia di Ibra. Ah, la maglia di Ibra, non lo sapevo. Beh, quello... la maglia di Ibra. Dov'è che la vedi la maglia di Ibra? Scusa. È dietro, ce l'ha. Dietro di me. È dietro di lui. Sulla sua... pensavo io. Daniele. Era peggio se ti trovavi Ibra dietro, che era un problema. Allora sì. No, però volevo confortare Daniele, perché mercoledì abbiamo beccato tutti gli ammoniti, Daniele? Ho guardato il comunicato, abbiamo beccato tutti gli ammoniti, incredibile. Ce l'abbiamo fatto. Va bene Guido. Allora, prima di addentrarci nella Serie D, allora volevo fare, approfittando anche della presenza di Guido e di Mirko in questa diretta, fare un punto su quello che riguarda i tornei regionali. Ci deve essere un'importante comunicazione, c'è ancora una riunione in corso, speriamo di poterla dare l'ufficialità, diciamo, all'interno di questa puntata, ma sarà difficile. Semmai vi daremo le anticipazioni che noi sappiamo e poi andremo avanti con il proseguo della puntata, parlando ovviamente del turno di Serie D Girone D. Mirko, ci sono delle anticipazioni? Diciamo qualcosa che bolle, c'è già... Sì, penso degli spaghetti, perché presumo che Sibiglia stia dando da mangiare ai presidenti dei comitati regionali, perché la riunione... sì, Massimo Benvenuto, hai ragione. No, a parte le battute, parliamo seriamente. Adesso la riunione è ferma per cena e riprenderà dopo. Allora, quello che esce per ora, qualche rumors, è che il campionato di eccellenza ripartirà. Quanti comitati regionali vogliono ripartire ed è stato dato l'assenso alla ripartenza dell'eccellenza, considerato che il primo argomento della riunione è stato quello legato ai tamponi, perché ovviamente per ripartire bisogna capire il problema tamponi dove può arrivare, perché è ovvio che è impossibile ripartire a livello economico, visto i pochi anche ricavi di questa stagione, dall'eccellenza alla terza categoria, con tutte le società che dovrebbero fare i tamponi tutte le settimane. E quindi diventa già un problema. Poi di questo problema qua con Guido e con Daniele ne parleremo dopo anche per la D, perché vabbè, detto questo, detto che l'eccellenza dovrebbe ripartire, si presume, con il solo girone d'andata, quindi in tutta Italia, dalla promozione in giù non si riparte al 99,99%. Campionati giovanili, si parlava della possibilità di dare una chance alle società di poter organizzare i tornei se ci sono le condizioni, visto che gli under 16 non devono fare i vaccini, a ripartire con dei tornei. Ovviamente ci deve essere la condizione anche che il pubblico sia presente, che è una cosa fondamentale per i tornei, perché è un po' il discorso. Io leggevo qualcuno che si lamentava anche delle sagre che fanno sostentamento per le società, sono indispensabili. Se non ci sono introiti le società non vanno avanti, quindi un introito da qualche parte lo devi trovare. E poi mi risulta che sia stata posticipata la seconda rata, non so quando, non so la data, presumo a marzo, però insomma su questo non mi so dire altro. E altra cosa importante, pare che sia stata già decisa la data della ripartenza degli allenamenti del campionato eccellenza, che dovrebbe essere dal 15 febbraio, quindi tra 10 giorni, da lunedì 15 febbraio pare che le società di eccellenza potranno ripartire a fare gli allenamenti
come fanno già in Serie D, quindi allenamenti regolari con spogliatoi e docce. Pare. Guido, vengo su di te, volevo capire se sei d'accordo su questa ripartenza oppure no, perché poi ci sono dei paletti, no? Dalla promozione fino ad arrivare alle categorie inferiori non si dovrebbe giocare, ma ripartirebbe solo il massimo torneo regionale. Tu sei d'accordo con questa ripartenza giocata in un girone unico, sì o no? Ma il problema è che io ero rimasto che la maggior parte delle società, almeno in Emilia-Romagna, ma mi sembra anche in altri comitati regionali, non volevano ripartire neanche in eccellenza. Adesso, se il campionato riparte, per me è stata cambiata la linea, perché purtroppo con la Serie D, che va a ricadere anche sulla Serie C e di conseguenza fino alla Serie A con il discorso delle retrocessioni, è ovvio che l'eccellenza bisogna farla in modo di ripartire. Ho qualche dubbio non a livello governativo, perché penso che a livello di governo cambieranno tante cose. Quando Draghi farà il nuovo governo, per me cambieranno tantissime altre cose e probabilmente ricominceremo a vivere, almeno questo mi auguro. Però Speriamo. è il discorso che non so in quante società di eccellenza, esatto, non so in quante società di eccellenza si potranno permettere di fare i tamponi, che hanno comunque un costo, e quindi questo bisogna vedere se ovviamente ci sarà un sostentamento anche da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Ma Mirko, secondo te è positivo che comunque si possa tornare in campo? Perché comunque giocare solo il girone d'andata, con tutto rispetto, non è un campionato falsato alla fine dei conti. Lo so che a causa... Dimmi. No, guarda, io credo che l'importante, la cosa positiva è che si riparta. Come onestamente non ce ne frega più di tanto. L'importante è che si riparta, perché il movimento ha bisogno di ripartire, anche se con solo l'eccellenza o comunque mettiamo a caso succedono anche altre cose. L'importante è ripartire, perché la gente, i giocatori vogliono tornare in campo a giocare, perché si sono rotte le scatole, rotte le palle, scusate il termine, o rotti i marroni, quello che volete, perché di fare degli allenamenti distanziati, di andare a correre anche da soli, cioè ragazzi, non è calcio, cioè anche quelli che fanno gli allenamenti distanziati, sì, si riesce a fare qualcosa, si sta in gruppo, ma non è calcio, lo sappiamo, cioè i ragazzi hanno bisogno di fare la loro di giocare e di sviluppare la loro passione, di riprenderla, perché il problema è che, come diceva bene Guido, molte società non erano molto d'accordo, ma com'è che i comitati regionali invece vogliono ripartire quasi tutti? Perché c'è il discorso legato alle tasse di iscrizione, perché è stata pagata soltanto la prima rata, e ricordo nuovamente che se non interviene il governo, intanto ricordiamo che la Lega Nazionale Dilettanti ha avuto 2 milioncini, sono stati elargiti 2 milioncini e 500.000 euro anche alle società che fanno solo il settore giovanile, non so come verranno distribuite, però bisogna che qua si riparta, insomma bisogna giocare, e noi addetti ai lavori siamo felici. L'importante è che si giochi a determinate condizioni, cioè che vengano seguiti comunque dei protocolli che permettano alle società di riprendere. Le società non volevano ripartire in gran parte in Emilia Romagna, ma da Roma in giù mi risulta che tutte volevano ripartire. Quindi non è che l'Emilia Romagna deve decidere, se ci sono 17 comitati su 20 che vogliono ripartire, se l'Emilia Romagna ha detto di no, non conta niente. Guido, come la vedi? Io ti voglio peppato, lo sai che io ti voglio peppato a te. Campionato falsato? No, io guarda, sono abbastanza in linea a parte qualchedun altro che invece di bastona bene a modo. Io invece con la Lega Nazionale Dilettanti sono in piena serenità quest'anno, perché penso che Sibiglia abbia lavorato bene e sia riuscito comunque nel bene o nel male a portare avanti un campionato. È vero che ci sono ancora 100 recuperi da fare, e questo è un discorso legato al Covid, però il campionato sta andando avanti. Penso che con il protocollo, con i CRER sono assolutamente in piena armonia, e quindi sono sempre stato in piena armonia. Penso che applicare il protocollo della Serie D Eccellenza non sia un problema, ecco, si possa fare, e l'eccellenza è ovvio che deve ripartire, perché l'eccellenza
mi dispiace per quelli a casa che la penseranno in modo diverso rispetto a me o rispetto a Mirko, però l'eccellenza è quasi un obbligo che cerchi di finire i campionati per dare dei verdetti. Dalla promozione in giù invece la vedo molto difficile. Adesso spiegatemi come fanno una squadra di terza categoria, come fa a fare tutti questi tamponi. È quasi impossibile. Non c'è neanche la lira, tanto per essere chiari, per farlo. In eccellenza invece penso che bene o male, ripeto, con un po' di sostentamento da parte della Lega Nazionale Dilettanti, quindi facendo anche delle convenzioni come ha fatto con adesso non mi viene il nome, però facendo queste convenzioni possa dare una mano alle società per ripartire, però che l'eccellenza ripartisse me lo aspettavo, perché hanno bisogno di verdetti, ci sono bisogno di verdetti, c'è poco da fare. Mi prendo un attimo 5 secondi per rispondere intanto ad alcune persone che ci stanno scrivendo, dopo vi leggo tutti i messaggi con calma. Allora, Calandra, il lunedì so che tu ci segui, però il lunedì è dedicato alla Serie D esclusivamente, la trasmissione si chiama Sport Up, anche se su VGA Telerimini 7 gol causa Covid-19 non possiamo andare ai nostri studi e quindi abbiamo ridotto il calcio locale che, come stanno dicendo Guido e Mirko, si è bloccato già da ottobre, in tutto in un'unica trasmissione che si chiama Sport Up. Prima c'era dalle 8 alle 9 calcio di rigore che riguardava il calcio locale, ma con il blocco dei campionati di calcio locale la trasmissione non può andare avanti ovviamente, e poi c'era Sport Up dalle 21 alle 22:15. Sport Up è la trasmissione dedicata a Rimini Calcio e a tutta la Serie D giovedì. Stasera Guida i campionati è una trasmissione che esiste da 3 mesi che dedica la propria finestra alla presentazione del prossimo turno dei campionati di calcio locale, compresa la Serie D girone D, dove gioca anche il Rimini, tutte le altre formazioni emiliano-romagnole che noi seguiamo. Questo per fare il punto della situazione. Ci ha scritto anche il presidente, ex allenatore del Granata, Andrea Cantoni, che saluto. Per il momento, da informazioni che abbiamo raccolto anche con la collaborazione soprattutto di Mirko e di Guido, per il momento dalla promozione in giù non si dovrebbe ripartire al 99,9%. Si dovrebbe ripartire solo con la massima espressione calcistica regionale, quindi torneo d'eccellenza, che verrebbe giocato solo il girone d'andata, giusto Mirko, giusto Guido? Dovrebbe essere così. Ok, è chiaro che Andrea c'è ancora una riunione in corso che non è finita. Da questa riunione verrà emesso un comunicato ufficiale che speriamo di poter dare durante l'ora che saremo in onda, quindi fino alle 21:15, altrimenti sia Guido che Mirko con le rispettive testate Romagna Sport e solodilettanti.it informeranno voi lettori. Ok, questo è il punto della situazione. Volevo farvi un'altra domanda a tutte e due mentre scorrono anche i messaggi. Guido, partirei da te questa volta. Intanto ci ha raggiunto anche Alessandro, che lo facciamo entrare. Eccolo qui, così lo salutiamo. Vediamo se Alessandro è visibile. Ciao Ale. Ale? Sei già in diretta, ci vedi? Eccolo. Ale? Buonasera. Buonasera, sei connesso già da 5 minuti. Abbiamo visto che sei andato anche in bagno, però sei connesso da 5 minuti, te lo volevamo dire. Buonasera. Ho fatto una domanda a Mirko e a Guido. Mi prendo un attimo un replay, chiamiamolo così, anche con te. Le ultime, ma non abbiamo ancora l'ufficialità perché c'è una riunione in corso, è che si ripartirebbe con il calcio locale, ma giocherebbe solo l'eccellenza. Sei d'accordo con questa ripartenza? Ma sì, ho un po' seguito, ho un po' sentito quello che era stato, quello che è stato detto, insomma. Ma guarda, dipende dal solito discorso, il discorso dei protocolli, dipende dal discorso degli aiuti, siamo sempre lì. Credo che alla fine era l'unica soluzione possibile, nel senso, chiaro che dalla promozione in giù si fa un po' più di fatica, l'eccellenza era l'unico dubbio che era rimasto. Hanno deciso, l'idea è questa, portiamola avanti. Uno ha scritto che assomigli, vabbè, Alessandro, lasciamo stare. Ale, un'altra domanda che è la seconda che ti faccio e poi ritorno su Mirko, Guido e vengo anche ovviamente nuovamente da te.
ho messo un po' di zizzania subito, ma giusto per essere corretti, perché molti se lo chiedono e vorrebbero un campionato più esteso, ma sappiamo benissimo il momento che stiamo vivendo. L'eccellenza, solo girone d'andata, dovrebbe essere così, quindi girone unico, giocato in una sola giornata, dalla prima alla 17ª, adesso dico dalla prima alla 15ª, in base alle compagini che formano un campionato. Sei d'accordo? Campionato falsato, o va bene così, considerando il periodo che stiamo attraversando? Daniele, il periodo lo stiamo vivendo tutti. È chiaro che se l'unico modo per far ripartire i campionati è questo, parlo dell'eccellenza, chiaramente portiamolo avanti. È chiaro che non è la stessa cosa, cioè non si può considerare un campionato vero e proprio, però non ci possiamo fare niente, nel senso andiamo avanti, ci portiamo dietro questo campionato qua, sperando che tutto vada per il verso giusto. È chiaro che, come ho detto prima, non si può considerare un vero e proprio campionato, sarà un torneo, non lo so cosa ne verrà fuori, però se l'unico modo era questo, va bene. Guido se ne va, si alza e se ne va, credi. Mirko, vedendo appunto quello che hai detto tu prima, che comunque l'importante era ripartire, facciamo un attimo il punto della situazione dove eravamo rimasti quelle poche giornate giocate nei campionati di eccellenza, cioè tutto coincide con quanto speso nel mercato estivo fino a prolungarsi a settembre, oppure c'erano state qualche sorpresa che tu vuoi sottolineare in particolar modo, perché cerchiamo anche di fare un punto della situazione in questo momento qui per capire anche da dove dobbiamo ripartire, insomma, sempre se la data fattibile, dico io, sia dopo Pasqua, Ma secondo me se come hanno detto si riparte il 15 febbraio con gli allenamenti, si parte anche prima, si parte anche verso metà marzo, se viene confermata la data del 15 febbraio, per cui si partirebbe prima e ci sarebbe anche spazio per recuperare meglio anche le partite, perché ricordiamoci che c'è il girone A di eccellenza che praticamente deve giocare ancora di 16 giornate, ne deve giocare 14 perché una era stata rinviata completamente, ci sono delle squadre che devono ancora iniziare a giocare e quindi ci sono meno turni infrasettimanali da fare, diciamo così, e anche se il girone A sicuramente ne dovrà fare. Ma sorprese, sai, è un campionato talmente strano, è stato un po' buttato lì, sicuramente un po' sorprendente nel girone C il primato della Val Santerno con 9 punti, questo sì, mentre invece il girone A credo sarà ancora combattuto, il girone B che invece vedrà probabilmente il Gran Amica, ma anche secondo me anche Real Formigene, Formigene sicuramente tra le protagoniste. Però attenzione, perché il girone C è stato un po' dilaniato ed è una polemica che sta girando, credo anche correttamente. Molte squadre sono state, diciamo, un po' in molte società romagnole, ma anche nel bolognese, hanno usurpato dei giocatori per il campionato sammarinese, e visto che i regolamenti permettono questo alle società di fare anche un contratto a un giocatore dilettante italiano, fregandosene altamente di quello che è stato fatto con le società dilettantistiche, poi c'è anche un discorso economico, le società probabilmente quelle di eccellenza perlomeno si presenteranno probabilmente non con i ranghi che avevano ad inizio stagione, quindi alcune società che magari potevano puntare alla promozione o comunque puntare in alto, diciamo che possono avere sicuramente più difficoltà. Quell'argomento, e tra l'altro so che molte società sono abbastanza incavolate per questa situazione di San Marino che ha dato molto fastidio. Esatto, è quello che volevo capire. Infatti Guido, poi ti volevo fare anche una domanda tecnica, perché qui in Serie D ne parlavo anche con i colleghi di Forlì, dicono sempre partite rinviate, c'è magari un periodo positivo per una squadra, poi prontamente c'è di nuovo una sospensione causa alcuni positivi e quindi è sempre difficile ripartire. Mirko prima presumeva una data che potrebbe essere 15 febbraio, dico io, se si riparte con gli allenamenti, il 15 marzo, ecco, presumiamo la data del 15 marzo, un mese basterà per rimettere... Non è il 15, però sarà il 7 o il 14. Aspetta, stai calmo, fammi arrivare al concetto con Guido, non parlare sempre quando deve parlare anche il maestro Guido, e che caspita, Guido è proprio tifoso del Bologna questo, è proprio tifoso, dai precedenza ai milanisti. Guido, secondo te un mese di preparazione o 3 settimane possono servire a dei calciatori
che fanno comunque la categoria, l'eccellenza, a prepararsi al meglio per la ripartenza, o è troppo poco e quindi ci potrebbe essere maggior rischio di infortuni? Questo voglio capire con te. Ma ci sono varie scuole di pensiero, ci sono dei preparatori che ti dicono che per riprendere basterebbero anche solo 2 settimane, c'è chi dice un mese, però è chiaro che rimanendo fermi così tanto, è chiaro che bisogna essere un preparatore e capire, però è ovvio che penso che un mese sia abbastanza, insomma, diciamo, a livello di preparazione può essere perlomeno un minimo per poter tornare in campo, però non vedremo sicuramente il calcio di prima, vedremo un altro calcio. Volevo anche aggiungere che sarà comunque un campionato raffezzato su, perché giocare solo l'andata non è un campionato regolare. Presumo che le retrocessioni verranno bloccate, perché se non giocano più quelli di sotto le retrocessioni vengono bloccate, perché non penso che puoi fare un solo giro d'andata con 5 retrocessioni, perché sennò sarebbe clamoroso, insomma. Quindi, sai, sulla preparazione ci sono varie scuole di pensiero di vari preparatori atletici. Io penso che un mese di preparazione fatta bene possono tornare in condizioni minimo decenti i giocatori per poter vedere, però anche in Serie D abbiamo visto che dopo che ti fermi per il Covid, che riprendi, che devi sospendere gli allenamenti, vedi delle altre partite quest'anno e quindi diventa difficile anche fare delle valutazioni. Infatti, però posso farvi una domanda a tutti? Una domanda importante a tutti e tre. Allora, la cosa secondo me da valutare, adesso a parte questa situazione che si sta un po' chiarendo, saranno i format della prossima stagione. Bravo. Per una semplice ragione. Allora, consideriamo che a settembre la situazione vaccini non sia ancora a posto, soprattutto per i ragazzi dai 20 ai 40, che praticamente è l'età dei giocatori, a parte ovviamente magari quelli che lavorano nel settore sanitario, comunque lavorano in settori dove hanno comunque dovuto fare il tampone, fare il vaccino. Allora, siamo sicuri che se si riparte a settembre si faranno dei format differenti da questo? Perché se si fanno dei format differenti da questo, se c'è ancora il rischio della positività, secondo me fare dei gironi 18-20, perché si vocifera di fare dei gironi anche 20-21 squadre, 2 gironi d'eccellenza, non so se ne vale tanto la pena. Io magari, cercando magari di capire un po' la situazione, è meglio un format come questo che ti permette di giocare meno, ma ti garantisce alla fine una continuità vista la problematica che ci potrebbe essere a settembre, o partire con dei gironi a 20 con 38 giornate, visto che siamo i dilettanti, facciamo 3.000 turni infrasettimanali, dimenticandoci che la gente va a lavorare. Allora, io farei una cosa, questa volta do la Mi vedo precedenza ad Alessandro. silenziosi. No, do la precedenza ad Alessandro, a Guido e poi ti dico io la mia. Prego, prima da Alessandro a Guido. Ale. Io sono molto preoccupato per i format dell'anno prossimo, perché cioè, facendo comunque ripartire nel caso solo l'eccellenza, no? E non facendo giocare poi tutte le altre, secondo me si va un po' a fare, si può creare anche della confusione. Io non so, ho sentito di una possibile modifica dei format, sinceramente, però non lo so. Io sono preoccupato anche per l'anno prossimo, vi dico sinceramente, perché io non so poi se poi a settembre sarà tutto positivo, cioè sarà tutto di nuovo come prima, se la campagna vaccinale va avanti e potranno giocare solo i vaccinati. Sto dicendo delle follie, ma mica non mi allontano secondo me tanto, se ci sarà modo di far giocare tutti come se niente fosse, se la stagione può riprendere a settembre o magari ad agosto, magari si aspetta un po' e si parte a novembre, non lo so, il format può anche essere simile a quest'anno, ma secondo me ci sono tanti se, tanti ma che ancora non abbiamo risolto e non risolveremo certo da qui a giugno, secondo me. Guido? Ma io penso che a settembre, detta proprio brutta come va detta, dovremo contare i cadaveri, perché se dalla promozione in giù si fermano non so quante squadre saranno in grado il prossimo settembre di riprendere. No, nel senso sportivo, ho detto Ale, ho detto nel senso sportivo. Ovviamente nel senso sportivo. C'è vista la grattata proprio di Alessandro. E già in eccellenza sarà un problema. No, questo sarà un problema molto serio perché bisogna vedere
perché sai, quando fai già una stagione e mezzo che sei fermo, dopo devi riprendere tutto un ciclo che diventa molto difficile. Poi sui format sono d'accordissimo con Mirko, penso che sia assurdo a pensare dei format a 18-20 squadre, bisogna ripensare dei format come abbiamo fatto adesso, quindi con questi format, con poche squadre, vicinanza, far girare il meno possibile le squadre, fare tribolare il meno possibile le squadre. Io vedo questi format anche non solo per il prossimo anno, ma anche per 2 o 3 anni a venire, per poi ritornare alla normalità. Però ripeto, bisognerà vedere a settembre quante società ci saranno ancora in grado di fare calcio, e questo credetemi che sarà un problema molto serio. Infatti stavo leggendo un po' di messaggi e parto dagli ultimi 3 e poi li leggo veramente tutti. Riccardo Pistocchi si unisce un po' al tuo discorso, Guido. Infatti scrive: quelli che saranno i primi a formare le prime squadre dei prossimi anni stanno abbandonando l'attività. Stefano Ferri scrive: concordo con Mariotti su format simile a quest'anno. Vincenzo Cecchi si è collegato adesso. Scusate, ma mi sono collegato adesso, non ho sentito quali sono le decisioni per l'eccellenza. Dopo te lo dico, facciamo un piccolo riepilogo. Ti rispondo alla tua domanda, Mirko, in maniera molto telegrafica. Alberici, quando venne qui ospite, disse una cosa importante. Non era lui che doveva decidere con tutti gli altri presidenti dei comitati regionali se ripartire, che tipi di format fare, perché tutto dipendeva dalla situazione attuale in Italia. E come ha detto giustamente Alessandro, come ha detto giustamente Guido, se dobbiamo adattarci al momento, come in questo momento, scusate il gioco di parole, allora preferiamo format snelli e siamo d'accordo col tuo punto di vista. Se dovesse ritornare alla normalità, è la volta buona che ci sediamo tutti intesi, tutti i club, si devono sedere attorno a un tavolo, parlare col presidente, come ha già fatto Alberici appena è stato eletto, capire bene quale possa essere lo scenario giusto per fare finalmente dei format snelli, vincenti in tutti i sensi, che possono andare bene per tutte le società, tutti gli addetti ai lavori. Quindi questa è una cosa che bisognerà farla. Per il momento, se dobbiamo adattarci al Covid-19, cerchiamo di fare le cose più semplici e snelle possibili. Quindi mi trovate d'accordo. Questo è il mio parere. Intanto volevo leggervi altri, ma mi pare che abbia già risposto sia Mirko che Guido a questa domanda. 5 retrocessioni confermate, chiede Gabriele Bellanti. No. Siete d'accordo, no? Mirko e Guido sulla prima e Ania. dovrebbe andare su soltanto la prima e le eventuali seconde che andranno in graduatoria. E presumo che il discorso dei pescaggi sarà come quello dell'anno scorso. 2 della D e 1 di eccellenza, perché giustamente quelle della D si fanno 34-38 giornate e l'eccellenza se ne fa 14, 15. Non sarebbe neanche corretto mandare a ripescare delle squadre a raglio, come dicono qua da noi, dall'eccellenza, perché hanno fatto addirittura un terzo delle partite. Alessandro, confermi, no? Sì, assolutamente no. Io volevo dire una roba riguardo quello che ha detto prima Guido, no? Sì. Perché sì. Guido adesso in maniera, insomma, si stava scherzando, però quello che dice Guido è corretto. Cioè io sto sentendo qui nel Bolognese tantissime società che stanno un po', come si dice da noi, per dargliela su, no? Non sono molto convinte di proseguire. Nel caso chiaramente dovesse ripartire solo l'eccellenza, bisogna anche pensare a società di promozione prima, seconda, che sono comunque in difficoltà. Ci sono società che è quasi un anno che non stanno facendo praticamente niente, se non quello che è successo, no, ad agosto-settembre. Quindi bisogna anche pensare a quello. Spero che se si riparte con l'eccellenza, però si tenga anche un occhio importante verso gli altri campionati che non ripartiranno, per permettere a tutti, insomma, di andare avanti, se si può, no? Cercare di aiutare tutti. Questo è quello che mi auguro. Guido, sei d'accordo, no? 5 retrocessioni l'avevi già detto prima, no? Assolutamente no. Assolutamente. Certo, se fai giocare solo l'eccellenza e fai solo il giro d'andata, che quindi diventa una stagione falsata, perché bisogna poi parlare come si mangia, dire le cose come stanno, perché non è una stagione regolare, non falsata, ma non è sicuramente neanche regolare, perché solo l'andata non va bene. Devi bloccare tutte le retrocessioni, perché uno non si può giocare la retrocessione solo in un giorno d'andata, a parte che bloccando automaticamente tutti i campionati inferiori, quindi devi anche automaticamente bloccare
le retrocessioni, perché non c'hai quelle che vengono su, e quindi dopo diventerebbe un altro problema nel problema, andare a pescare quelle che poi probabilmente vengono su. Quindi assolutamente si va, come ha detto Mirko, si va che va sulla prima, le seconde in gradatorie, e si va così. Questo è quello che passa il convento per il momento, e bisogna accontentare. No, volevo fare una... Sai che io sono quello provocatore, no? Vabbè, anche Guido tendenzialmente, però sono quello che fa delle domande un po' provocatorie, ma sentendo quello che dice Guido, no? Una stagione falsata, quindi va sulla prima, la seconda ripescaggi, si bloccano le retrocessioni, eccetera. La mia domanda è molto semplice: che senso ha far ripartire una categoria così? No, ma guarda che innanzitutto le informazioni arrivano dal tuo amico Mirko Mariotti. Io non ho detto niente. Tutto quello che stiamo dicendo sull'eccellenza è tutta roba di Mirko Mariotti e dei suoi amici che lo chiamano di continuo da Roma. Sì, certo, ma può anche essere così. La domanda è farla ripartire così, posto che tutti vogliamo giocare, no? Dalla Serie D, dall'eccellenza alla terza categoria, tutti vogliamo giocare, ma quello che dico io è far ripartire comunque un solo girone d'andata, senza retrocessioni, con una promozione. Che senso può avere? Questa è una domanda. Non c'è senso, Ale, non c'è senso. Ma su questo siamo d'accordo che non ha senso. Ma cosa c'è che c'ha qualcosa di senso adesso? Qualcosa nel calcio di senso non ce l'ha. C'è un protocollo, c'hai un positivo, ti mettono tutta la squadra in quarantena. Però il protocollo dice diverso. Allora non c'è un senso niente. Purtroppo adesso, per il momento, con la situazione che stiamo vivendo a livello globale, non solo in Italia, è già grassa stare qua a parlare e dire che un campionato d'eccellenza può riprendere e in qualche maniera essere portato a termine. È già grassa questo. Poi sono d'accordo con te su tutto quello che dici, assolutamente. Non è calcio, ma non è calcio neanche quello che stiamo vedendo in Serie D in questo momento, Ale. Cioè non è assolutamente calcio neanche questo, però purtroppo questo è quello che è il momento che stiamo vivendo, e speriamo di saltarci fuori, perché sennò diventa veramente pesa la situazione. Sì, la situazione l'abbiamo spiegata benissimo, cioè noi non approviamo ovviamente il fatto di giocare solo i gironi d'andata, perché è inverosimile una cosa del genere, no? Pensiamo anche alle squadre che adesso potevano recuperare in classifica perché magari hanno sbagliato le prime 3 giornate di campionato. È chiaro che le giornate sono molto minori, si fa anche fatica a recuperare quei punti, no? Io mi metto nelle condizioni, anche se il campionato si resetta tutto, riparte da zero, però i punti sono quelli lì. Se delle squadre hanno 9 punti di vantaggio sulla terza, la quarta, la quinta in classifica, fai fatica dopo a recuperarli con meno giornate di campionato a disputare. Però, come diceva Mirko, in questo momento qui, Ale e Guido, tanto l'abbiamo detto e lo ripetiamo, almeno un piccolo segnale durante questo Covid-19, quello che lo sport in qualche modo sta cercando di riprenderlo. Farlo così in maniera snella, asciutta, è un inizio. Ti ricordi che a dicembre, proprio con Guido, proprio in questo programma con Guido, con te e con Mirko, avevamo fatto anche una provocazione, no? Dove tu per primo ti eri sbilanciato, avevi detto: guarda, a prescindere se sia Braiati o Alberici il nuovo presidente del CRER, io voglio capire e voglio vedere soprattutto dei segnali di ripartenza. Io penso che Alberici, insieme a tutti gli altri presidenti dei vari comitati, un segnale lo stia dando. Però anche Alberici, quando è stato qui il nostro ospite, ci ha detto: ragazzi, attenzione, non dipende solo da noi. Questo che ti voglio far capire. Se qui a settembre arriviamo che siamo ancora col Covid-19, fai fatica a dire promozione, terza categoria, seconda, prima categoria, ci dispiace. Però la realtà è questa: come fai a giocare e supportare delle spese per i tamponi in promozione, in prima, in seconda e terza categoria? Non ce la fanno in Serie D, non ce la fanno. Certo, no, ma non dipende per niente dai presidenti, cioè nel senso, l'Emilia Romagna può dire noi vorremmo giocare, piuttosto che l'Abruzzo può dire noi no, però alla fine decide Roma, quindi quello che pensa Alberici piuttosto che quello che pensava a Braiati conta niente, la decisione la prende Roma. Sì, alla fine la decisione la prende sempre Roma. Però quello che ti voglio far capire io, se comunque c'è già questa possibilità che sia solo il girone di andata o meno, è comunque, come dice Mirko, una piccola speranza, una piccola ripartenza.
proviamoci, non ci soffermiamo per questa stagione a pensare questo, perché purtroppo è così, niente è veritiero in questo momento, è tutto falsato, perché se io penso al discorso della Serie D, tanto siamo in una chat dove siamo tutte e quattro, quanti presidenti della Serie D girone D avevano detto che non volevano giocare più, proseguire il campionato? Sono 18 formazioni, 20 formazioni, Sì, su, certo. 18, su 18, 17 avevano detto che non volevano giocare. Il campionato è stato interrotto di Serie D? No, sono andati avanti, parlo della Serie D girone D in questo caso, Certo. è andato avanti. Quindi... Sì, no, ma se sono d'accordo, cioè parli poi, nel senso io come Castenaso io giocherei, quindi a me va benissimo, non è chiaro che mi metto nei panni di chi guarda fuori e dice che non è eccellenza, non è calcio, è qualcos'altro. Quindi ad esempio Massimo Magistelli scrive anche lui la sua opinione, dice: buonasera, far ripartire l'eccellenza ha senso anche senza retrocessioni, soprattutto per fare rodaggio della situazione e per perfezionare il protocollo. Questo è quello che dice lui. Alessio Gaggioli, che è un altro dirigente che salutiamo del Forza Ghià, dice: in certe regioni c'è chi campa con i soldi del calcio, per cui spingono all'inverosimile per ripartire. Non credo sia quella la cosa principale, credo che io voglio solo ricordare una cosa, che senza le rate, adesso intanto per le rate, insomma, sembra che la seconda sia stata posticipata, non so la data, come dicevo prima, però se non ci sono gli introiti delle società, se non interviene il governo, i comitati regionali saltano. Esatto. Bisogna mettere, non sono le società realmente che vogliono ripartire, anche i comitati, le società in alcune regioni non vogliono ripartire, in altre vogliono ripartire. Ci si dimentica che le società hanno degli interessi da un conto, ma i giocatori comunque in gran parte vogliono tornare a giocare, e non solo per il discorso rimborsi, perché vogliono giocare. Sì, io che avevo messo in testa questa cosa qua. Scusate se faccio un piccolo summit della situazione per spiegarlo a Vincenzo Cecchi, che si è collegato in ritardo all'inizio della nostra trasmissione. Vincenzo, sì, dovrebbe ripartire l'eccellenza, non c'è ancora un comunicato ufficiale perché in questo momento c'è una riunione. Nel momento in cui la riunione finisce verrà dato un comunicato ufficiale. Sembrerebbe che l'eccellenza ripartirà, verrà giocato solo il girone d'andata, così dovrebbe essere. Per quanto riguarda invece i tornei minori, promozione, prima categoria, seconda e terza categoria, al 99,99% non si dovrebbe ripartire. Questo è il summit, il punto della situazione. Sì, diciamo che siamo partiti con l'idea di chiudere tutto, poi è chiaro che ci sono delle discussioni e l'unico dubbio era quello relativo all'eccellenza, ma ci siamo sentiti ieri, anche stamattina con Mirko, e ci siamo confrontati proprio su questo. L'unico dubbio era quello fondamentalmente, no? Sì. Poi è chiaro che dalla promozione in giù era una chiusura abbastanza certa, Scontato, diciamo così, tra virgolette, sì, scontato. L'unico dubbio, per i motivi che sappiamo, anche relativi al discorso Serie D, era proprio legato all'eccellenza. Poi da quello che so io si era partiti con l'idea di non far ripartire neanche l'eccellenza. Poi è chiaro che quando si entra in una riunione ci sono diverse vedute e magari si prova a ragionare per farla ripartire. Amaden scrive: ha un vantaggio a lungo termine far ripartire l'eccellenza ora? Oltre alla ripartenza, cosa si vorrebbe fare a lungo termine per permettere alle società di sopravvivere, includendo anche tutte le alte categorie? Beh, è un po' il discorso che stiamo facendo in questa puntata, onestamente. Stiamo cercando di capire appunto le spese che ci potrebbero essere, come potrebbero fare queste società, soprattutto a dire presente al momento dell'iscrizione a settembre. Non lo so, Mirko, volevo farti questa domanda. C'è una voce anche che dice che la seconda rata è stata rinviata. Fammi capire bene anche il discorso dei soldi, come funziona. Mi dicevi prima c'è una seconda rata rinviata per i pagamenti. Ci sono 4 rate da pagare, la prima è stata pagata, la seconda era stata già posticipata 2 volte, adesso la data esatta non me la ricordo, ma credo verso fine febbraio, giusto Alessandro? Adesso 23. Il giorno esatto non me lo ricordo. Ok. 23. Esatto, 23. Ecco, 23, esatto. È stata posticipata nuovamente. Adesso non so la data, presumo a marzo. So che ci sono altre 3 rate da pagare, andare a fine stagione. E come dicevo prima, bisogna capire se il governo interviene per dare una mano ai comitati regionali, di conseguenza la Lega Nazionale dei Dilettanti, che per adesso non l'ha fatto, e poi ricordiamoci che c'è una crisi di governo e ci sarà un rallentamento anche per il discorso tamponi. No, Mirko, non è per quello che dalla promozione in giù non si può giocare, soprattutto per un discorso economico,
Poi in quel caso lì bisogna trovare una soluzione, che se il governo interviene meglio, ma se li deve mettere, che ovviamente è giusto anche che le società non debbano pagare tutte le rate, probabilmente un'altra gliela farà pagare, perché comunque l'attività, c'è chi ha attività giovanile, comunque gli allenamenti li hanno fatti, non è che non hanno fatto niente, anche perché comunque molte società comunque a livello giovanile si sono mosse, hanno fatto e continuano a fare allenamenti con distanziamento, con protocollo e tutto. Io mi auguro che anche il discorso governo si risolva presto, soprattutto con un nuovo ministro dello sport. Meno male che se n'è andato quello precedente, perché ci siamo trovati un ministro dello sport che per 17 mesi che di sport non sapeva niente, e se siamo in questa situazione non è anche colpa, è soprattutto colpa del Covid, ma soprattutto per decisioni scellerate di persone che di sport non capiscono, e mi fermo. E adesso speriamo di trovare delle persone che siano un minimo competenti, che possano dare una mano a tutto il movimento, non solo il calcio, a tutto il movimento sportivo, per dare una ripartenza. Io ribadisco, io sono d'accordo con Guido Alessandro, nel senso che partire così, insomma, però almeno un segnale. È ovvio che se si riparte, secondo me le società e i comitati hanno avuto delle garanzie, quindi probabilmente sul discorso tamponi verranno aiutati. Sì, su quello mi trovo d'accordo. Per quanto riguarda anche la ripartenza siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il campionato, come sarà giocato, no, ovviamente, però questo è il periodo. Francesco Di Maria infatti puntualizza una cosa importante: abbiamo appena toccato il tasto dei settori giovanili. Francesco scrive: la priorità sarebbe far ripartire i settori giovanili, quello è il futuro del calcio. Hai ragione. Però, come ha detto Mirko, comunque gli allenamenti in questo momento, rispettando le distanze di sicurezza, così qualcosa, io vado anche a fare i report lì a Cattolica ogni settimana, li stanno facendo. Poi dopo è chiaro che lì è un discorso ancora più complicato, se devo essere sincero. Non è facile. Andiamo a vedere gli altri messaggi. Voglio precisare una cosa, Daniele. Prego, Guido. Non la voglio buttare sulla politica, però stiamo andando verso una costituzione di un governo, almeno dai primi colloqui, e più a larga maggioranza, ed è un governo che è più propenso all'apertura rispetto al governo precedente, che era più propenso alla chiusura. Cioè, il governo, io non voglio, al di là dei discorsi politici, io quello che ho capito è che il governo precedente diceva: o muori di Covid o muori di fame, uno dei due. Questo governo invece, che si sta costituendo, dice: aspetta, che cerco di non farti morire di Covid, ma cerco anche di non farti morire di fame. Quindi io sono molto fiducioso che questo governo che si sta costituendo, che dalle notizie che giungono in questi giorni, anche oggi, sembra che molti aderiscono a questo governo Draghi, sia un governo che sia più propenso verso l'apertura. Poi dopo con Mirko, col ministro dello sport, sfonda una porta aperta, perché un ministro dello sport che dice 2 anni e mezzo fa, quando mi sono affacciato a questo mondo, non conoscevo il mondo dello sport, uno si dice: ma chi cavolo ti ha messo a fare il ministro dello sport se non sapevi niente di sport? Esatto. È uno che si tira anche la zappa in cima ai piedi. Quindi speriamo che la situazione migliori anche in questo senso qua a livello governativo. Speriamo. Allora, andiamo intanto avanti con la trasmissione, perché dobbiamo parlare anche di Serie D. Si è giocato il turno infrasettimanale. Io volevo, con la collaborazione di Romagna Sport, dove appunto qualche settimana la nostra trasmissione viene appoggiata anche sulla pagina Facebook di Romagna Sport, saluto Paolo e Franco, vedere la classifica attuale e quale sarà poi la prossima domenica il turno nel dettaglio, il turno completo. Eccola qui la classifica. Mirko, se c'è qualche svarione me lo dici. Aglianese al comando a quota 31. Ci sono soltanto le 3, mancano gli asterischi nel Forlì, perché oltre le 3 giornate non le prende, però il Forlì ha 3 partite da recuperare. Occhio, perché la tua nuova amorosa Veronica Bagnoli è arrabbiata dura sugli asterischi che mancano nella classifica. Questo non te la devi avvisare i due che hai citato prima, se riescono a risolvere il problema. Aglianese 31, Fiorenzuola Pro Livorno 29, Lentigione 28, Coreggese Prato 26, Progresso 23, Rimini Mezzolara 22, Bagnolese 21, Realforte Querceta Forlì 17, San Maurese Seravezza 12, Marignanese 11, Sasso Marconi 10, Scorticella 7, Ghivizzano 7. Dove vedete gli asterischi sono praticamente le partite che le squadre devono recuperare. Come vi ricordava anche Mirko, al Forlì ci sono 3 gare
da recuperare. La Correggese, esatto, Guido, 2 gare deve recuperare? Allora ti do il quadro che avremo da domenica sera. Vai. Meno 3 partite: Correggese, Forlì, Mezzolara, San Maurese e Real Forte Querceta. Meno 2 partite Rimini, meno 1 partita Aglianese, Fiorenzuola, Sasso, Marconi. Questa è la situazione che avremo da domenica sera, con i rinvii anche di questa domenica. E le partite da recuperare nel girone D diventano 10. Eravamo riusciti ad arrivare a 4 e poi dopo siamo tornati a salire a 10 per delle cose di cui, se vuoi, parliamo, che sono incomprensibili. Sì. Allora, Guido, voglio iniziare a parlare con te facendo vedere anche al pubblico a casa un po' di immagini tutte le immagini dell'ultimo turno di campionato che si è giocato l'infrasettimanale mercoledì, e partiamo proprio dall'argomento più caldo, appunto quello che riguarda l'ASL. Ti lascio pienamente il parola a te. Prego, Guido. Sì, ricordo che la Correggese arriverà a 4, Arriverà a 4 Esatto. perché la Correggese non gioca neanche la prossima col Ghivizzano, perché hanno 10 giorni di quarantena, avrebbero un giorno e mezzo per allenarsi, e quindi è scontato già il rinvio anche della partita interna col Ghivizzano. No, quello dei tamponi, cioè quello delle AUSL, io non l'ho capito, e cioè c'è un protocollo che dice con solo un positivo tu puoi giocare, e invece fino da 3 positivi in poi non puoi giocare. Allora qui c'è successo il caso che la San Maurese aveva un positivo ed è stata posta tutta in quarantena, cosa che non era successo. Ma quello che non era mai successo, che mi ha lasciato sbalordito, è che hanno messo anche in quarantena la squadra che l'aveva incontrata la domenica precedente. Allora, io non voglio fare un torto a nessuno, però quando il Mezzolara ha scoperto di avere 8 positivi, non hanno fermato la squadra che aveva giocato, messo in quarantena, che aveva giocato contro la domenica prima. Dico bene? Sì. Quindi sì, ci sono delle house che ragionano in una maniera e delle house che ragionano in un'altra maniera. Allora forse prima di fare il protocollo bisognava mettersi d'accordo e dire adottiamo questo protocollo, ma dovevano anche essere le house di competenza ad essere ovviamente d'accordo su questo fatto qua, perché se no diventa una cosa da cui non ci saltiamo più fuori, perché se no se blocchiamo tutti quelli che la domenica precedente hanno giocato contro questa squadra senza fare un controllo più veloce, poi il campionato si ferma e altro che recuperi. Con i recuperi non andiamo a finire a Natale del prossimo anno. Sono d'accordo. Mirko, tu come la vedi questa situazione che ha elencato adesso Guido? Ma si è creato il precedente con Juve Napoli, se ci sono le condizioni le società se ne approfittano. Premesso le società, diciamo che ci sta che un house territoriale abbia prevalenza su un protocollo. Diciamo che forse nel caso del Napoli, lasciamo stare insomma come è maturata questa cosa, poteva anche avere un senso, perché è arrivato da una partita dove c'è stato un mega contagio e aveva anche un senso. Qui si parla di un positivo. Cioè per un positivo domenica saltano 2 partite, per un positivo, appunto, non ha avuto appunto. Ecco, cioè è questo che mi fa specie. Cioè, sai, Genoa-Napoli, anzi Napoli-Genoa, dopo 5 giorni aveva 24 positivi. Ci sta che l'AUSL territoriale col Napoli che aveva già 5 positivi li blocchi, poi sappiamo com'è andata, la Juve si è presentata lo stesso, eccetera, eccetera. Ma in una situazione del genere era proprio necessario? Perché noi non sappiamo come sono andate le cose. Perché l'AUSL territoriale è intervenuta? Soprattutto 2 AUSL territoriali, non una, 2. Purtroppo. Perché quella che mi fa fece quella della Correggese. Scusa Mirko, ma soprattutto perché tu fermi una squadra, metti in quarantena la squadra che ha giocato contro di te la domenica prima, però non fai lo stesso con altre squadre. Allora questo vuol dire non ti fai l'isolamento fiduciario, Sì, ma scusami Mirko, qui non tiriamo in ballo le società, tiriamo in ballo le house. Ci sono delle house che fanno in una maniera e delle house che fanno in un'altra maniera. E questo non c'entrano le società. È quello che mi chiedo, perché sono intervenute?
Perché sono intervenute per un solo positivo, non sono intervenute con la squadra che ha giocato contro il Mezzolara, che Mezzolara aveva 8 positivi, che saranno ben più gravi di un positivo e esatto. basta. Allora perché ogni house di competenza ha delle sue, fa alla sua maniera, e però facendo la sua maniera, qua ci sono delle squadre, capito, che vengono penalizzate rispetto ad altre. E questo è poi il succo del discorso. Io sono straordinariamente d'accordo con Guido Sani, e per questo credo che potremo chiudere la trasmissione qui, perché comunque il suo ragionamento è perfetto, cioè è chiaro che quando poi cioè bisognerebbe avere, secondo me, sempre una linea comune, no? Quando si vanno poi a creare delle differenze, allora poi si creano dei precedenti e uno dice perché quello a loro sì e a noi no. In questo caso, come diceva bene Guido prima, secondo me, quando vai a creare un protocollo, che può essere giusto, sbagliato, eccetera, però ti devi poi mettere d'accordo anche con altri enti, non solo con te stesso, fondamentalmente, no? Quindi devi andare a ragionare anche con l'AUSL, cioè l'AUSL deve intervenire o non deve intervenire? È il protocollo che fa fede o fa fede l'AUSL? Chi è che comanda tra le due? Cioè bisognava anche mettere in campo questo. Creare dei precedenti in questo senso è sbagliato, perché poi si vanno a innescare polemiche e robe che credo che in questo momento, visto che siamo come ricordavamo prima, siamo in un periodo storico particolare, più le cose vanno lisce meglio è. Allora, iniziamo a leggere qualche commento che è arrivato, dopo abbiamo tutti gli articoli del mercoledì calcistico, ve li faccio vedere mentre farò poi delle domande tecniche, questa volta calcistiche, legate al campo, a Guido, Alessandro e Mirko. Allora, questa domanda è per te, Mirko. Io avrei bloccato: Mirko, perché le società dovrebbero pagare le rate anche se fanno attività giovanile? Non ritengo giusto pagare la federazione per cosa? Partite non giocate, che spese ha avuto la federazione? Forse altre cose che ci sono sotto non le conosco, ma io la penso così. Ti lascio qualche secondo il messaggio di Massimo per rispondere un po' al questo. Guarda, io non ho detto che la devono pagare tutte, semplicemente se fili per un anno la FIGC e ti iscrivi, comunque ci sono tante cose, non solo i campionati, anche i tesseramenti, ci sono tantissime cose che ti permettono comunque alle società di fare un servizio per i tesserati. E se tu rendi un servizio ai tesserati, vuol dire che comunque hai proseguito a fare attività. Comunque, poi è ovvio che vai. Poi è ovvio che il discorso rate deve essere assolutamente ridiscusso, ma come ho detto prima, se non interviene il governo è un gran casino. Ecco, bravo, adesso andiamo meglio, bravo. No, spiegami un attimo, Mirko, io ti pago una rata, no, per fare calcio, non posso fare calcio perché c'è il Covid? No, scusa, bisogna che ci mettiamo a tavolino, poi no, ma il mio ragionamento era diverso, dato che mi è stato chiesto sul discorso del settore giovanile. Cioè, ci sono delle attività che hanno proseguito regolarmente, documenti distanziati, cioè cosa pagano, una sola rata? Secondo te è giusto? Sì, però scusami un attimo, porta pazienza. Il mio ragionamento è questo, attenzione, non è che non voglio dire... Tessero un giocatore. Sì, però io tessero un giocatore, poi non posso farlo giocare, scusa, il ragionamento dove va? Però dove va a finire? Però assicurato. Se si fa male, assicurato per che cosa? Come fa a farsi male a giocare a calcio se non può giocare a calcio? No, allora spieghiamo una cosa: se si fa male durante l'allenamento, che può capitare, almeno è coperto. Non ce l'ho con le società, attenzione, io stavo dicendo che c'è chi non ha fatto attività e che c'è chi l'ha fatta lo stesso. È più giusto che una terza rata, una che ha fatto attività o una che non ha fatto un cazzo. Secondo me è più giusto che ha fatto attività regolare, non ha fatto le partite. Secondo me è giusto che possa pagare cose in più. Si è arrabbiato. Ma ribadisco, è una situazione talmente contorta che non è facile. Guarda che hai detto una parolaccia in diretta. Devi chiedere scusa. No, aspetta, stai divenendo... Ho detto contorta. No, stai divenendo... Mirko, scusami un attimo, ma non è che non è facile. È come che io ti pago l'abbonamento a un canale televisivo e poi non lo vedo. E tu mi vieni a chiedere l'abbonamento lo stesso. Io ti dico, ma come te lo pago? Se non lo vedo non te lo posso pagare, scusa. Cioè, è lo stesso ragionamento qua. Se io ti pago una rata di iscrizione per fare del calcio e non posso fare calcio, perché ti devo pagare l'iscrizione?
Bisogna Però che... Guido, tu stai usufruendo bisogna che comunque di troviamo un un punto di servizio, incontro. scusa Guido, ti spiego una cosa. Sì. Se tu stai usufruendo di un servizio, non sto dicendo delle partite, ma stai facendo altre cose legate, che comunque sono allenamenti, che comunque sono allenamenti. Cosa fai? Ti inventi gli allenamenti, non sei tesserato per la PGC, cosa fai? Succede qualcosa, cosa succede? Ti voglio far ragionare su questa cosa. Molte società stanno proseguendo l'attività a livello di allenamenti, non si gioca, vabbè, quello purtroppo è un problema di tutti, ma c'è chi si è fermato perché l'attività giovanile ha preferito fermarsi, e ci sono delle società che comunque, per garantire una prosecuzione nei settori giovanili e continuare comunque a dare la possibilità ai genitori di portare i bambini, che così non stanno a casa a girarsi i tini, a guardare il cellulare, a giocare al PlayStation e a fare dei danni a casa, perlomeno in un campo sportivo dove forse sono anche più tutelati, possono fare attività sportiva. È ovvio che è un servizio che è legato alla PGC. È ben quello che ti sto dicendo. C'è quello che non ne usufruisce, quello che ne usufruisce. Ma come puoi fare l'allenamento? Devi andare a fare la doccia a casa, Mirko, adesso a -2 vai a fare... Lo so, non sto dicendo questo, sto parlando proprio di usufruire di un servizio. Le società comunque incassano delle rette, comunque delle società hanno incassato delle rette. Ci sono quelle che dicono non giochiamo, ci teniamo i soldi. Mirko, calmati, stanno facendo apposta per farti arrabbiare, guardali. Io sono tranquillissimo, sono tranquillissimo. Guido, hai presente un gatto che prova ad arrampicarsi su un vetro, ma scivola tutte le volte, no? Ce l'ho la battuta, Ale, ce l'ho la battuta calda per lui, Sai chi mi sembra? Sai chi mi sembra Mariotti stasera per arrampicarsi agli specchi? Un famoso giornalista di Bologna che non è giornalista, non è iscritto all'albo dei giornalisti, che si dà 10 da solo in pagella dicendo che calcio di rigore e zona D sono 2 trasmissioni da zero. Però aspetta, fermati. Allora, non è un giornalista, non è un giornalista di Bologna, E di Bologna, Bologna? E di dov'è? Bologna ste robe non le fa. Di dov'è? Ditemi di dov'è. Ditemi. Non ho idea. Ditemi. Non so di chi parli, ma Bologna sti personaggi. Di dov'è? Di dov'è? Lo voglio sapere. Più che altro, cioè, mi sembra Mariotti come uno che dice, ma vado a fare 10.000 passi ogni giorno e poi si mangia 3 pizze alla settimana. Cioè, è quello il discorso. È un esempio, no? È un esempio, non è la verità. È assolutamente un esempio. Comunque, volevo dire a Massimo prima, che aveva fatto quella domanda, che dice che spese ha avuto la federazione. Io vi ricordo che la federazione tendenzialmente ha dei dipendenti. Così, la butto lì. Quindi i dipendenti vanno pagati in qualche modo. Bello. E di fatto i comitati regionali, perché dico che rischiano di saltare tutti? Perché se non entrano nei soldi, anche la Lega Nazionale è tanto dopo in difficoltà. Sì, ma Mirko, se io non faccio calcio non ti posso pagare la rata, ci deve pensare il governo a darti i soldi per sostenerti. Non posso pensarci io, società che non faccio calcio, a darti i soldi per pagare i dipendenti. Ci deve pensare il governo, porta pazienza. Infatti, ma per me siamo sempre partiti da quella base lì, cioè il governo deve intervenire, assolutamente. Non ricominciate, voi due. No. Comunque ho scoperto che è di Parma Marzocchi. Quindi ho scoperto che è di Parma. Andiamo avanti. Riccardo Lacchini. Ma se io sono di Parma? Io sono di Parma. No, quello che si è dato 10, che si dà 10 da solo. Ma se quello che è successo a Cesena succede a una scuola di eccellenza, cosa succede? Mariotti? Andrà in quarantena, l'AUS tanto in eccellenza c'è una tematica diversa, non è ancora stato aggiornato il protocollo, quindi nel primo mezzo caso guarda Mariotti, si ferma. Guarda Mariotti, questi sono tutti personaggi che hanno capito chi è il movente, chi è il più bravo e saggio della trasmissione. Roberto Zacca Zagnoni scrive: hai ragione Guido, se si creano precedenti di sospendere gare con un positivo non ha senso. Quindi vedi, la gente dà ragione a Guido. Mariotti, ti devi arrendere, alza le mani. Però se ricordi, dato che sono bravo a arrampicarmi, vi ricordate qualche mese fa quando dissi che era inutile sospendere delle partite per un mezzo caso tra eccellenza e promozione prima? Hai visto dove siamo arrivati? Sì, ma non stare a dire quello che dicevi 3 mesi fa. No, quello che stai dicendo
Perché ci sono delle società che a suo tempo, secondo me, se ne sono anche approfittate. Delle società che hanno avuto delle problematiche magari più serie e hanno proseguito comunque a giocare nonostante tutto. Ci sta. Fatto sta che se io dovessi votare il nuovo presidente e dovessi scegliere tra Mariotti e Guido Sani, io voto Guido Sani. Sì, ma infatti, hai i capelli bianchi, quindi giusto. Ma infatti la gente sta scrivendo la sintesi della trasmissione è questa, la gente sta scrivendo comunque per me ha ragione Guido. Massimo benvenuti, lo mettiamo in sovraimpressione. Mariotti, ti devi arrendere. Ma non mi dai problemi, io tanto dico la mia opinione, si può essere d'accordo o meno, ma non me ne frega niente. Dai che scherziamo. Andrea Dirani, sul settore giovanile non c'è storia, senza eventi, senza agonismo e con queste direttive ricordo che gli spogliatoi devono ancora essere chiusi. Il servizio Mirko non esiste, di analitica sul singolo con i bambini puoi andare avanti una settimana. Se manca la situazione e il gioco, i bambini a breve andare e non a lungo andare continuano a giocare con la Play. Ricordo che comunque le società hanno pagato tutti i tesseramenti o si riparte, non esiste un servizio per i bambini. Ciao M. Bello questo messaggio. Scritto da Andrea Dirani su Facebook. Salutiamo Andrea Dirani. Grazie Andrea, grazie che l'hai riportato. Ecco, leggi questo. Vincenzo Cecchi, ciao Vincenzo, ti saluto nuovamente. Dice: se il campionato non si gioca, i dipendenti della Lega, almeno in parte, vanno messi in cassa integrazione come in una qualunque ditta. Ecco, allora, a parte che esatto, ci sono già alcuni, a parte che non è che lo dovete dire a noi, ma lo dovete dire a loro, ma a parte questo, è chiaro che quando hai della gente assunta a tempo indeterminato, con dei contratti importanti, degli stipendi pesanti, non è che non puoi pagarli da un giorno all'altro, cioè che li paghi. Quindi in qualche modo, prima o poi, chiaro, c'è la cassa integrazione, ci possono essere tutte le agevolazioni del caso, però è chiaro che i soldi, no, a una federazione, a un comitato regionale servono in qualche modo, perché prima o poi pensi di dover ripartire e prima o poi quegli stipendi lì li devi pagare, visto che comunque è cambiato il presidente, per il momento le cose non sono cambiate. Infatti Alessandro, se ricordi, perché era stato cercato un direttore marketing per andare a fare cercare degli sponsor per fare in modo di avere degli introiti ulteriori, perché se no in una situazione come questa anche la federazione fa fatica. Guido, di qualcosa. Guido è dica, cioè, Daniele, è come andare in un ristorante e pagare senza mangiare. Ecco, finito. Io dico, vado al ristorante, non mangio e pago. Dilla di più. E tu cosa... Cioè, spiegamela. No, Guido, è come entrare in un ristorante. Ci sono dei ristoranti semichiuso, no? Ci sono i camerieri e i cuochi, ma tu non puoi mangiare. Sì, ma lascia stare. Comunque è come andare in un ristorante e aperto, non mangiare e poi pagare lo stesso discorso. Io non ti offro il servizio, però tu mi devi pagare lo stesso. Ma che ragionamento? Cioè, che ragionamento è? Scusa, se non si gioca a calcio, cioè se io pago per il mio ragionamento era completamente diverso, mi sa che non l'avete capito, ma va bene. No, l'avevo capito, Mirko. Io ho spiegato una cosa diversa che non avete capito nessuno dei due, quindi finiamo il discorso. E parliamo di Serie A. Scusa Daniele, Mirko da quando va a correre alla mattina sta dimagrendo, per me è un po' cambiato anche come umore. Scusa Guido, parte che Mirko è dimagrito nella stessa frase credo che non ci possa stare, quindi non lasciamo stare. Dai, che torniamo a parlare di calcio come piace a Mirko, ragazzi. Aspetta, però voglio andare più su Guido. Guido, spiegami un attimo una cosa, ma il Lentigione che va a vincere a Fiorenzuola, intanto vediamo anche le immagini di Forlì Prato, altra partita bella del turno infrasettimanale. Guido, dimmi qualcosa di più, è stata un'impresa a Fiorenzuola da parte del Lentigione, Sì, direi una grande vittoria, anche perché Fiorenzuola stava andando veramente molto forte e quindi ha fatto una vittoria veramente che gli dà consapevolezza dei grandi mezzi, ma io sono convinto che il Lentigione abbia tutti i mezzi per stare insieme alle prime, poi dopo loro come società tendono a volare molto basso, come è giusto che sia, ognuno ha i suoi cosi, io la penso diversamente, io se faccio una squadra forte dico fatto una squadra forte e parto per vincere il campionato, poi ognuno chiaramente ragiona alla propria maniera,
però Lentigione ha una rosa importante, però non mi aspettavo sinceramente che potesse andare a Fiorenzuola e vincere con questa, perché hanno detto che non c'è sta praticamente dopo il primo quarto d'ora, da quello che ho capito non c'è stata partita, perché io non l'ho potuta vedere perché su Facebook era saltato tutto quanto il collegamento e mi sono dovuto pappare Marignanese e Bagnolese con il commento di Daniele Emanuelli, quindi pensa a te come ero messo. Mamma mia. E invece dalla Bagnolese che hai visto Marignano a Cattolica, che idea ti sei fatto? Perché a me mi ha ben impressionato il loro numero 8, Leonardi. Mamma mia che giocatore che è lui, eh. Mi piace molto quel numero 8. Dimmi qualcosa in più. Leonardi domenica ha fatto forse la sua miglior stagione, la sua miglior partita stagionale, ha fatto veramente un partitone. Ne parlavo anche con Gallicchio, il mister della Bagnolese non ha voluto parlare dei singoli, però insomma ha fatto una partita veramente molto molto importante, veramente è stata una partita, forse ti dico la migliore stagionale, ha fatto quello che aveva fatto finora formato, forse insomma, ecco, in termini di gioco e anche gol. Poi il primo gol è stato molto bello e poi sai, 95esimo fare quella cavalcata lì e riuscire comunque a proteggere il pallone e fare il cross rasoterra al centro vuol dire tanta roba, avere anche una buona condizione atletica. Volevo provocarti un attimo, secondo te è stato meglio per i Rimini non affrontare in questo periodo, visto che hanno cambiato anche l'allenatore, c'è Adrian Richiuti, non affrontare mercoledì la Corregese? Ma forse è stata meglio per la Corregese mercoledì. Mercoledì la Corregese era un po' in difficoltà, aveva alcuni giocatori che non era al meglio e quindi forse la Corregese non gli è dispiaciuto più di tanto di non giocare questa partita perché così poteva recuperare qualche giocatore, perché c'era qualche giocatore che era acciaccato, perché avevano giocato la domenica prima su un campo infame con la Samourese e quindi ha pesato molto sulle gambe. Per il Rimini non lo so, per il Rimini veniva da una vittoria, quindi il Rimini penso che se la sarebbe giocata tranquillamente, insomma. Non ho capito poi perché dici perché per il Rimini sarebbe stato meglio, forse non... Perché da come me l'hai raccontata tu la Correggese, da come mi state parlando molto bene delle squadre emiliane, io attraverso voi sto conoscendo meglio anche Lentigione, Correggese, Bagnolese stesse e tutto, mi sto facendo un'idea ancora più precisa di questo campionato e della forza reale di tutte le squadre. E Rimini, secondo me, se mercoledì fosse venuto a Correggio, per come sta giocando in questo periodo, vista anche il cambio della guida tecnica, lo vedevo molto in difficoltà. Mi ricordo che ad esempio, lo dissi anche ad Alessandro, venne a giocare a Rimini al Neri Corticella, è vero che il Rimini vinse 4-0, ma commentavo la partita con un mio collega di redazione Gabellini e entrambi eravamo non appagati della prestazione del Rimini, dove l'importante vittoria ottenuta per 4-0 il Rimini giocò male. E ti dico la verità, vedere i Rimini giocare in questa maniera qui non mi convince. Ho visto il Prato a Marignano, mi ha ben impressionato, anche se con la Bagnolese ha fatto molta fatica a portare a casa l'intera posta in paio. A Forlì così così, ho visto l'Agnanese, un'altra signora squadra che mi ha ben impressionato. Il Rimini non lo vedo assolutamente tra le favorite a vincere il torneo, ma questo rimane ovviamente una mia idea, per quello che sono molto curioso di capire da te, da Mirko, da Alessandro, un po' le bolognesi, un po' le squadre del Reggiano, per farmi un'idea più precisa, e me l'avete data in questi mesi. Effettivamente vi devo dare ragione su alcune corazzate che magari non conoscevo così in maniera approfondita, invece devo dire che Lentigione mi ha sorpreso in maniera positiva. La Correggese purtroppo fa degli alti e dei bassi, vince delle partite dove non mi aspetto e ne perde delle altre dove non mi aspetto. E questo forse la mancanza di continuità, ma forse dovuto al fatto, come dici tu, che tra positivi, tra infortuni, tra incertezze che ci sono, è sempre difficile mantenere un rendimento costante. Te la butto lì, poi non so effettivamente se ci siano o meno altri problemi, ecco. Ma sì, è un campionato scostante, perché tu devi capire che quando adesso la Correggese stava venendo fuori da questo tour de force, avevi il Rimini e poi aveva finito con la Forte Querceta di giocare 6 partite in 19 giorni.
Esatto. Adesso ci torna dentro, perché adesso probabilmente ne avrà altre 4 da recuperare, ci torna dentro. E giocare mercoledì e domenica non è facile. E se tu Esatto. consideri che la Correggese giocando mercoledì, domenica, è ancora lì con delle squadre che giocano solo la domenica, vuol dire questo, fatevi anche questa domanda, vuol dire che è un campionato davvero strano, perché ci sono delle squadre che hanno le partite in pari, che comunque non hanno allungato così tanto rispetto alle squadre che devono ancora recuperare delle partite. E questo è un dato molto importante. Anche lo stesso Forlì adesso penso abbia 16 punti, o sbaglio, mi Sì, sembra. 16, sì. 16. Deve recuperare 3 partite, fa i conti, 16, 19, 22, 25, arriva a ridosso dei playoff. Cioè vuol dire che le squadre che non hanno, che sono con le partite in pari rispetto a quelle che devono recuperarle, non hanno fatto, e giocando solo domenica, non hanno fatto il vuoto che dovevano fare. Quindi questo vuol dire che è un campionato molto più equilibrato di quello che si pensava. Mi trovo assolutamente d'accordo. Poi qui vediamo le immagini delle ultime 2 partite, la Pro Livorno che continua ad essere un po' la sorpresa di questo campionato, al terzo posto in classifica, ha vinto anche sul campo del Seravezza che comunque è alla ricerca della salvezza in questo torneo, e poi vedremo anche tra poco la vittoria del Progresso sul Ghivizzano. Alessandro, volevo interpellare te, le bolognesi un po' così, nel senso che Sasso Marconi e Corticella stanno facendo veramente molto fatica, si sono annullate 1-1 nel turno infrasettimanale, e invece il Progresso ha decisamente una marcia in più perché sta andando molto bene in campionato, veramente complimenti. Anche a Rimini hanno perso 1-0, però la partita la potevano anche pareggiare. Sì, in effetti il Progresso sta andando molto forte, questo mi fa piacere. Ho visto Corticella Sasso Marconi, avevo visto un paio di settimane fa, 3 settimane fa ormai, l'unica vittoria in campionato del Corticella, l'unica vittoria in Serie D del Corticella per il momento col Ghivizzano. Poi dopo sono cambiate le cose perché è cambiato l'allenatore, è arrivato Benuzzi, sono arrivati, praticamente arriva un giocatore, ogni partita esordisce un giocatore nuovo fondamentalmente, ma insomma le cose al momento non stanno cambiando. Speriamo, anche se su Marconi chiaramente poi è cambiato allenatore, speriamo che alla fine queste 2 squadre riescano a venire fuori. Mi sembrano un po' in difficoltà più il Corticella, se devo essere sincero, rispetto al Sasso Marconi. È chiaro che non è, come dicevate poi prima, come dicevi tu, diceva anche Guido, insomma non è un campionato semplice, questo l'abbiamo capito ed è evidente. Quello che sta facendo sicuramente il Progresso rispetto alle altre 2 è sicuramente un campionato importante. Ci tengo, Daniele, a sottolineare anche il Mezzolara che Sì, peraltro ha anche 2 partite in meno rispetto Sì. a Progresso, Corticella e Sasso Marconi, si trova lì a metà classifica, però a 10 punti insomma dalle zone calde della graduatoria. Anche loro comunque stanno facendo un degno campionato al momento di metà classifica, leggendo adesso la classifica, però è chiaro che quelle 2 partite da recuperare potrebbero fare la differenza, questo è evidente. Sì, per quanto riguarda Mirko, stanno cambiando, ancora siamo alla ricerca dei probabili sostituti, le panchine del Ghivizzano e della Marignanese Cattolica. A Marignano tu andresti più sulla guida tecnica sicura, con un tecnico che conosce la categoria, oppure più per una soluzione interna? Ghivizzano, so che è andato Venturi, che era già stato allenatore del Ghivizzano Esatto. 3 stagioni fa, quindi hanno preso un allenatore comunque del posto. Ma dai, a Cattolica è una situazione un po' così. Non è facile trovare la soluzione giusta. Sicuramente, vabbè, credo che domenica ci sia il traghettatore che dovrebbe essere il secondo, però io credo che insomma una soluzione debba essere trovata, perché sicuramente non è una classifica assolutamente drammatica. Io credo che ci voglia comunque qualcuno di esperto per ordinare le idee ai giocatori, soprattutto visto che insomma anche le dimissioni sono state un po' tutto sommato a sorpresa, perché si arrivava da un risultato anche abbastanza positivo. E poi vabbè, c'è stata la sconfitta al 90°. Diciamo che la Marignanese ha patito qualche risultato finale, insomma un po' così. Se non avesse perso qualche partita al 90°, probabilmente avrebbe una classifica leggermente diversa.
Comunque ci vorrebbe un allenatore d'esperienza e non uno magari buttato lì così, ecco, questo è il mio pensiero, ma perché la classifica è ancora buona, cioè è ancora rimediabile assolutamente. Sì, Simone Venturi, il nuovo allenatore del Ghiriborgo, si fanno diversi nomi a Marignano Cattolica, sono sincero, si è parlato di soluzioni interne, come si sono parlati di Massimo Gadda, nomi accostati anche precedentemente a Rimini, addirittura a Gattino Cutone, vedremo, ex Sant'Arcangelo, Fano, solo per citare alcune formazioni allenate in Serie C da Gattino. Vedremo se per l'appunto si andrà su un nome forte per quanto riguarda la Serie D o se si dovesse appunto realizzare una soluzione interna. Per il momento c'è Icio Galli, il secondo, che era del tecnico Simone Lilli, a guidare i suoi per il derby con i Forlì, perché ricordiamo appunto, adesso andiamo a vedere anche il prossimo turno così concludiamo la trasmissione, si giocheranno queste gare. Eccolo qui, ci aiuta adesso Romagna Sport. Questo è il prossimo turno, vediamo se riesco a ottenere le prossime gare. Scusate un attimo, vediamo se ce l'ho salvato, oppure se no mi tocca andare a memoria. C'è il derby, se non erro, vero? Aiutatemi a ricordare. C'è Prato Aglianese, che tra l'altro verrà trasmessa anche su Sport Italia, quindi sì, c'è big match di giornata. Esatto, Prato Aglianese, Pro Livorno Corticella, ti vengo in soccorso Daniele. Grazie. Marignanese Cattolica Forlì, Lentigione Progresso, Ghivizzano Rimini, Bagnolese Seravezza. Dovrebbero essere queste le partite. Diciamo che la gara più bella forse è il derby toscano, no? Cosa dite voi? Beh, sì, decisamente. Sì, assolutamente sì. È sicuramente la partita più intrigante, questo è chiaro, però guarda che anche Lentigione, secondo me, Progresso, guarda che le ultime partite mi sembra stia venendo su bene, quindi potrebbe manca Vassallo e anche Fiori manca. È vero. Allora facciamo una cosa. Non c'è due senza tre, mettiamoci anche il derby Marignanese Cattolica Forlì. Allora, diciamole tutte. Allora. No, tre. Facciamo il podio, dai, facciamo il podio. Il derby toscano, quello che avete detto voi, Lentigione Progresso e Marignanese Forlì. Così non facciamo un torto a nessuno, va bene? Va bene. Va bene, siamo addirittura d'arrivo, siamo andati un pochino lunghi, 1:20, però va bene così perché le tematiche erano tante e quindi era giusto affrontarle tutte. Volevo ringraziare nell'ordine, grazie al direttore di Emilia Romagna Sport, Mirko Mariotti. Grazie a te, aggiungo soltanto una cosa, che mi è arrivato un messaggio che comunque di per sé alla riunione gli ufficiali non hanno ancora deciso niente, sono proposte, quindi quello che ho detto io prima non erano cose ufficiali, sono voci che escono dalla riunione. Poi ecco, specifico perché qualcuno lo prende per ufficiale, ma non è così, No. Quindi attendiamo ovviamente notizie. Vado in ordine, grazie a Guido Sani, ricordiamo solo dilettanti.it, quindi seguitelo sempre al nostro Guido. Grazie Guido. Sì, posso chiedere una cosa, Mirko? Vai. E posso andare a letto, Mirko, oppure devo aspettare il comunicato? Secondo te cosa faccio? Non lo so, guarda. Tu Guido sai benissimo i comunicati della Lega Nazionale Dilettanti, delle volte arrivano anche dopo 2 giorni, quindi possono arrivare anche alle 11, ma non credo che esca un comunicato adesso. Poi io vado a letto. Va bene, ti salutiamo Guido e grazie anche ad Alessandro Marzocchi. Ale, ti aspetto venerdì prossimo, mi raccomando, come sempre, so che sei impegnato con l'altro lavoro, però insomma siamo qui, ok Ale? Se posso, molto volentieri, anche perché non mi vorrei mai perdere la rivincita della sfida tra Mike Mariotti e Mohamed Sani, quindi sono bussiamo lunedì. Va bene, vi saluto, grazie ancora, noi ci rivediamo venerdì prossimo sempre dalle ore 20:15 qui sulla pagina Facebook di Romagna Sport, di Sport Up, di Calcio di Rigore, ma anche su YouTube. Grazie ancora e buonanotte a tutti voi. Ale.
divertimento è il Bulin 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. In Valmarecchia il punto di ritrovo per pranzare e cenare si chiama Tanà. Tanà è ristorante pizzeria che offre tante varietà di prelibatezze, da quelle nostrane a quelle più tradizionali, dai primi piatti ai secondi, con la carne vera protagonista. Per chi volesse invece gustare una buona pizza può scegliere tra 50 varietà. Vasta scelta anche di birre, le migliori birre artigianali, speciali e classiche in bottiglia e alla spina. Tanà durante la stagione è anche piscina, isola per bambini e soprattutto lago per pesca. Che aspetti? Vieni a trovarci. Ci trovi in località Borgnano di Talamello. Info allo 0541 921231. Tanà, sfida la tua voglia di bontà. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradano. C'è un cuore che batte da oltre 20 anni in viale Regina Margherita a Miramare di Rimini. È il ristorante Pizzeria Franchi, dove la passione è al tuo servizio. Franchi offre qualità e prima scelta in un menù che varia attraverso la rivisitazione di piatti con l'intento di sorprendere il palato della clientela. Da primi piatti a base di carne e pesce a secondi creativi, con il pesce sempre protagonista. Infine la pizza made in Franchi con impasto fatto a mano con lenta lievitazione. La scoperta e la scelta delle migliori materie prime per continuare a stupire, perché al ristorante Pizzeria Franchi la luce della bontà non si spegne mai. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale, pulizie civili ed industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto.